soprattutto è importante i cittadini, perché se la manifestazione è riuscita è proprio perché abbiamo interpretato il volere dei cittadini e i cittadini sono qui oggi numerosi, vuol dire che c'era un senso a quello che abbiamo cercato di costruire e il senso è anche quello di ritornare sulle decisioni della giunta regionale. Passo la parola al sindaco di Camponovara. Aggiudicato. Presidente della conferenza dei sindaci. Grazie, buongiorno a tutti. Vedo che voi come il sottoscritto non condividete che il diritto alla salute, il diritto ad essere curati, sancito dalla Costituzione all'articolo 32, sia disatteso dalla politica che governa la Regione Veneto. Vengono assegnati 2 reparti di ostetricia e ginecologia, dove vengono assegnati 2 reparti di chirurgia, dove vengono assegnati 2 reparti di anestesia e di rianimazione. Come riforma epocale la stesura e l'approvazione delle schede ospedaliere, una medicina che porta la salute più vicina alla gente. Mi dispiace ma non condivido queste affermazioni. I nostri cittadini ritorneranno a casa da interventi chirurgici ancora con la flebo, oppure emigreranno in altre aziende sanitarie, magari a Padova o altre aziende qui vicine. Concludo sottolineando che ancora una volta l'interesse economico e la necessità di coprire economicamente errori fatti dai nostri politici regionali nella sanità veneta sopravvale il diritto di una sanità pubblica efficiente e efficace. La salute come diritto è scritto nel nostro volantino, diritto del singolo cittadino e dovere della collettività, in una costante interazionalità tra individuo, sistema cure e comunità. Ritenendo inoltre che il sistema sanitario nazionale deve avere carattere universalistico, finanziato dalla fiscalità generale, quale garanzia dell'uniformità nella quantità, qualità e appropriatezza delle prestazioni e dei servizi sanitari in tutto il Paese. Purtroppo questa non è la sanità che la maggioranza che governa la Regione Veneto vuole per la nostra sanità e azienda sanitaria di Dolo, Mirano e Noale. Pertanto invito tutti, assieme ai sindaci, di portare avanti questa battaglia che stiamo facendo tutti assieme, perché non ci portino via il diritto alla salute e il diritto a curarsi. Grazie. Bravo. Ringraziamo il sindaco di Camponovara anche perché sentir parlare Camponovara significa sottolineare ancor più la presenza di un'area sud che fa riferimento all'ospedale di Dolo, alla sua localizzazione baricentrica rispetto alla Riviera. I sindaci sono qui presenti, se altri vogliono parlare, mi sembrava che il sindaco di Mira volesse, prego. Grazie. Allora, io ci tenevo a dire solo 2 parole, perché dobbiamo tenerlo bene presente perché siamo qui. È già stato detto e io mi permetto di ripeterlo per renderlo sintetico ed evidente. La nostra ASL, tra tutte quelle della Regione, è quella che ha i finanziamenti pro capite più bassi, a pari di un'altra. Allora noi una notizia la vogliamo dare. Qui i malati, i deboli e gli anziani costano come in tutto il resto della Regione e abbiamo diritto ad avere lo stesso finanziamento. E c'è un'altra cosa che ci tengo a dire. Qui prima di tutto ci sono cittadini, circoli, associazioni e poi tutte le forze politiche. Noi sindaci che siamo qui siamo fortunati perché abbiamo davanti chi stiamo rappresentando. In regione, dove martedì o la settimana prossima verrà decisa finalmente la sorte di questo ospedale, io mi chiedo chi stanno rappresentando. Martedì io mi raccomando, occhi aperti sulla giunta regionale, un voto, un nome, vogliamo sapere chi vota cosa e non ho altro da aggiungere. Grazie. Bravo! Bravo! Bravo Mariano, bravo! Ora prende il microfono il consigliere Pigozzo regionale che è membro della 5ª commissione. Grazie, aggiungo anch'io solo 2 considerazioni rispetto ai contenuti già espressi e comunque evidenti dalla vostra partecipazione oggi. Il voto in 5ª commissione è avvenuto la settimana scorsa
e le richieste di questo territorio sono state condivise solo da una parte purtroppo della Commissione, e quindi quello che la conferenza dei sindaci aveva chiesto è stato solo in parte ascoltato. Quello che manca è, come è stato detto adesso dal sindaco Maniero, affidato alla giunta della settimana prossima o quella successiva. Quindi massima attenzione. Però c'è una cosa da dire. Il piano sociosanitario dello scorso anno aveva sancito un principio fondamentale, che è quello di equità tra i cittadini. Un altro principio era quello della sostenibilità economica. Il terzo principio era quello della continuità assistenziale. Le schede, così come sono state presentate dalla Giunta, così come sono uscite dalla Commissione, purtroppo non rispettano questi tre principi. Tocca alla Giunta rimediare. Le cose che sono richieste da questo territorio sono ormai chiare a tutti, le hanno dette e ripetute prima anche i sindaci, le ha dette e ripetute anche i giornali nei giorni scorsi. Dobbiamo pretendere che ci sia coerenza ed equità. Questo vale per tutti i cittadini del Veneto e in particolare nel nostro caso per i 270.000 abitanti dell'US 13. Quindi la protesta è doverosa, la responsabilità della Giunta è altrettanto doverosa. Bene, ora un intervento credo importante, non so se vogliono parlare tutti e due, sono presenti Walter Mescalchin e il dottor Sacco del Comitato Mercato dell'ospedale di Dolo. Lo stimolo, il pungolo continua per fare questa manifestazione. La manifestazione è riuscita, ma la soddisfazione non è fine a se stessa, è soddisfazione perché abbiamo colpito un bisogno reale, vogliamo che tutti uniti continuiamo ad esserlo anche dopo per i passi successivi che faremo. Io sono il sindaco di Fossò e sono anche un medico di medicina generale. So quanto è importante avere un buon ospedale di riferimento per la salute del nostro territorio. Se non c'è un ospedale di riferimento, anche la salute del territorio ne perde e questo è indispensabile. Sto dicendo che quello che abbiamo chiesto come sindaci è assolutamente legittimo perché fa parte del piano sanitario. Il nostro territorio è legittimato a chiedere questi due ospedali che sono integrati. Ciascuno dei due può mantenere le proprie eccellenze sia chirurgiche che mediche. Non stiamo chiedendo niente di più di quello che è già previsto dalle schede ospedaliere della Regione. Stiamo chiedendo solo quello che già la Regione ha detto è legittimo, quindi è giusto. Noi abbiamo un territorio di 270.000 abitanti in due ospedali che possono rimanere integrati. Abbiamo dimostrato in questi anni che il nostro ospedale ha lavorato bene, ha soddisfatto le esigenze del nostro territorio, i nostri cittadini sono soddisfatti, vengono nel nostro ospedale con beneficio, non si rivolgono ad altre strutture, trovano qui delle strutture di eccellenza, il territorio può essere ancora in maniera maggiore integrato e rafforzato nel servizio che noi chiediamo. Non si capisce perché, dove si vada a finire con questa scelta, se non nella perdita assoluta di assistenza e alla fine nella perdita dell'ospedale, perché questo si vede da questa scelta ospedaliera. Quando avranno chiuso, ridotto il servizio di chirurgia e conseguentemente di ostetricia e ginecologia, il nostro ospedale sparirà. Questo è il pericolo, quindi questo noi dobbiamo difendere perché questo è già previsto nei piani sanitari regionali. Dobbiamo difendere questo, non stiamo chiedendo niente di più di quello che i vertici della regione hanno già predisposto e quindi dobbiamo lottare assolutamente perché il nostro ospedale di Dolo si mantenga così com'è, un ospedale per acuti integrato a Mirano. Grazie.
Mi scontro con i sindaci, ma pensavo che avessero delegato ad altri, invece giustamente in questa occasione i nostri rappresentanti dei comuni hanno voglia ed è importante sentire la loro voce. Sindaco di Campolongo. E grazie, dico solo due cose veloci perché tante cose sono state dette anche dai miei colleghi qua presenti. Io rappresento un territorio che da queste operazioni potrebbe essere fortemente penalizzato. Sono qua oggi perché vengo da Dolo d'Ista, da Campolongo Maggiore, oltre 15 km, e dall'altra parte, dove comunque gravitiamo anche sull'area del Piovese, si stanno compiendo le stesse cose. Quindi io devo assolutamente fare in modo di difendere il diritto alla salute dei miei cittadini, perché in qualche maniera si troverebbero, io l'ho soprannominato un deserto di servizi a un certo punto, quando vengono compiute queste operazioni. Devo anche dire, e qui non ce l'ho con nessuno, che ho partecipato alle manifestazioni anche a Piove di Sacco. Oltre a queste, oltre a portare avanti in conferenza dei sindaci assieme ai miei colleghi una battaglia importante per questo ospedale. Però a Piove di Sacco ho visto, oltre ai comitati, ho visto in prima persona tutti i sindaci c'erano, ed è stata promossa dai sindaci, ed è stata presa in mano la cosa dal primo cittadino di Piove di Sacco, dove ha sede l'ospedale. Perché? Perché il sindaco deve in qualche maniera anche un obbligo istituzionale, che è quello di far di tutto per rimuovere quelli che sono tutti gli ostacoli alla realizzazione della persona e del cittadino. I sindaci devono in qualche maniera leggersi la Costituzione e devono sapere che al di là delle riforme che devono essere portate avanti e devono essere sicuramente adeguate anche ai tempi che si corrono, devono far di tutto perché nessuno resti indietro. Ecco, io volevo solamente dire questo e volevo dire che c'è ancora poco tempo, perché appunto spetta alla Giunta l'ultima parola su queste schede, e invito comunque anche i colleghi che non sono qui oggi a farsi portavoce di questo, perché un segno di unità del territorio deve assolutamente venire in questi termini su un problema così importante come quello della sanità. Quando i treni passano poi purtroppo si perdono, purtroppo rischiamo di rimanere completamente fuori. Grazie a tutti e grazie della partecipazione. Grazie. Volevo ricordare che è presente anche l'assessore Valentini in rappresentanza del sindaco di Stra. Non parla perché dice le cose sono già state dette, però garantisco ci ha dato una mano veramente sincera e così spontanea nell'organizzazione di tutta la manifestazione.